Televignole, ancora siamo qua all'ospedale De Arco con la Sandra Signoretti del 118. Sandra Signoretti che è anche dentro Facebook, molto conosciuta in zona, perché suo marito, il Paolo Tagliente, lei è mio marito. Vabbè, non è suo marito, comunque, vabbè, gli insieme, è uno che scrive sui giornali. Sandra, quando è che ti hai cominciato a fare questo lavoro? Allora, io ho cominciato nel 1985, mi sono diplomata a Trento con le vecchie suore, la suor Mariana. E niente, dopo mi sono diplomata a luglio e dopo qualche mese di riposo meritato sono andata a lavorare sempre a Trento in chirurgia del dottor Elfer, il vecchio Elfer, un'esperienza unica che rara. Dopo, vabbè, lì dopo sono stata incinta, mi sono sposata, sono andata a finire a Brescia, proprio in poche parole. La mia vita è nata lì. Beh, comunque lei ha parecchi anni, quindi. È quasi 30, Cornelio. Ma che standi che ti hai detto non è il ministero? No, mai. Pensa che ancora adesso, quando timbro, mi sento come fosse al primo dì di lavoro. Ma dai. E infatti lei è una roba che mi entusiasma tanto, perché credo che quando uno sceglie il lavoro che piace, la vita è un po' più bella. Però è il fatto lei che quando ti arrivi, che sta male e poi morire, e quindi da ti dipende magari una manovra sbagliata. No, beh, ma lei è anche il nostro mestiere, con sì, però è una bella responsabilità. Lei è una responsabilità, infatti mi dico sempre, guarda, che anche quando vado a fare lezioni, le cross varie, l'emergenza è una roba seria, molto seria. Perché il paziente vede in te la sua salvezza, esatto, non è che esatto. Sì, lei è un mestiere delicato. Mi credo che ti arrivi a fare un mestiere così dopo anni di esperienza. Ma e quando ti vedi ste robe, professionalità, quindi praticamente sangue, robe lì, superare? Ma sì, li si abituai, dai Cornelio, è sì. chiaro che i primi anni che mi ricordo quando ero lieva, che ne mettevano dei reparti, ed era qualcuno che treva tontera perché te vedevi certe robe che non ti eri abituato, però questo fa parte dell'esperienza. E il fatto che chi in Trentino che è l'elicottero che ti viene, no? A voi va a tirare via un po' dei problemi? O? Ma sicuramente l'è un benessere, cioè l'è una fortuna per il paziente, perché essendo un ospedale periferico, è ovvio che non aveva tutti i servizi che ha in ospedale di Trento, di Roveredo, quindi il paziente bypassando un ospedale come Arco, che comunque di specialità non ha, lei ha una chance più che te dà l'elicottero, per noi le sta un grande evento, Ho capito. E, quando ci appella l'allarme, subito adrenalina? La no soprattutto. Sì. Beh, l'adrenalina è una sostanza importante che ne permette di fare il lavoro che fa. Ecco, attenzione, sono che fosse una scarica di adrenalina o comunque gestita dal cervello in maniera così, non si potrebbe fare questo mestiere. Che sta anche va a ringraziare dopo interventi o atto dovuto? Allora, se perde quei che magari dice che ha brutte parole perché sono tardi. Che ne ha di tutti i colori, che avrà da scrivere nel sì, libro. Immagino. No, ma parlando di quei che magari va a ringraziare. Ma di ringraziare sì, viene ancora gente che mi vedo per strada e mi ferma e mi dice: ma lei è quella della Croce Rossa? No signora, che dico, mi ne sono della Croce Rossa, signora, io la me paga. Cos'è che è la differenza fra voi e la Croce Rossa? Ma no, noi siamo persone che comunque hanno un percorso formativo e professionale, quindi noi lavoriamo 24 ore su 24 sul sistema sanitario, quindi noi siamo pagati dall'azienda. La Croce Rossa, la Croce Bianca e tutti quelli che ne vengono sono volontari e anche dipendenti, ma che comunque smette il servizio, invece il nostro è 24 ore su 24, capisci? E non pesa nella famiglia il fatto lascia perdere Paolo che ha i suoi orari, i suoi sedi, sì, ma ormai ne copo un uomo. Vabbè. Non pesa questo fatto di essere reperibili dal via del nord? Sì. Però guarda, Cornelio dico sempre una roba, se il mestiere le fa con passione,
non pesa. Chiaro che te vengono chiamare alle 3, alle 4 del no per rientrare perché l'ambulanza la deve andare via, quindi bisogna coprire il turno. Sì, pesa, d'accordo, ma mi vedo che comunque siamo persone tranquille. Secondo me siamo nel sistema, quindi è il nostro dovere alla fine, Cornelio, ne paga, non è che non ne paga. Benissimo, finì questa intervista annunciando che la Sandra Signoretti sarà responsabile del pronto soccorso del nuovo ospedale della Repubblica per Seconde Vignole, quando... Mi sono da San Martino, è lo stesso? Oltre Sarca, quindi non c'è problema. Quindi guarda bene sta bella putela qua, che sarà la responsabile del pronto soccorso dell'ospedale di Vigno. Ma che cos'ha il progetto? Ecco, perfetto. Un bel progettino? Ah sì? Sì, per forza. Cioè? Perché da 6 mesi che ti metti campini e quindi mi sono data da fare. Benissimo, dimmi questo progetto. Un bello ospedalino, vicino Sì. magari ai Vigili del Fuoco, non so, vedi da quello trovarlo, e che non sia un grosso ospedale, perché a quanto pare i grossi ospedali come quello di Arco, insomma, i problemi, quindi poca roba, fatta bene. E dopo il Malà, come tutti gli altri ospedali periferici, il VEI centralizzato come le dovere. Certo. Dopo... Ti porto il game con l'URT lì a Patro Saiano, quindi non è problema. Ma sì, mettimi dove te vuoi, basta che siano quelli. Esatto. Che non piova su. Vabbè, dopo questa intervista mi sa che Lungo Rossi, l'assessore, ti licenzia, comunque è lo stesso. No. Sandra, grazie. Grazie a voi. Avanti così. Avanti al 118, Avanti, grazie.